La Castrum Favara inizia il 2026 con una sconfitta, perdendo 2-0 nella prima gara del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie D Girone I contro la Regina al Granillo di Reggio Calabria. La squadra di Nicolò Terranova, priva di ben 5 titolari per infortuni e influenza, ha disputato una gara discreta, ma ha dovuto arrendersi alla superiorità dei calabresi che mirano alla vittoria del campionato e hanno superato alla grande la crisi di inizio stagione. Dopo 10 minuti un fallo di De Minni su Fofana ha regalato il rigore trasformato da Ragusa per l'1-0. Al 25esimo Ferraro ha raddoppiato per i padroni di casa. La Castrum Favara ha reagito con Varela ma senza concretizzare. Nel secondo tempo la Regina ha controllato il gioco e ha sfiorato il terzo gol, ma il Favara ha colpito un palo. Ora la squadra dovrà concentrarsi sulla gara di recupero di mercoledì contro l'Enna, sperando di lasciarsi alle spalle questa prima sconfitta del 2026. Ma sentiamo in sala stampa il mister Nicolò Terranova. Mister, senza cercare di trovarle degli alibi, probabilmente oggi avete pagato un po' le tante assenze che probabilmente aveva in rosa. Sì, abbiamo pagato un po' le assenze, un po' il fatto che la rosa è completamente cambiata rispetto ad agosto, dove c'era un altro allenatore. Questa squadra oggi è scesa in campo con 7 undicesimi nuovi, con giocatori che ho avuto la possibilità di conoscerli solo oggi, quindi diciamo che devo essere sotto un certo punto di vista soddisfatto della prestazione, perché a mio parere, se devo fare il paragone con la partita col Milazzo, rispetto a loro noi abbiamo tirato in porta, abbiamo creato più situazioni promettenti e penso che ce la siamo giocati fino alla fine, considerando il fatto che dall'altro lato c'era la Regina. Bisognava fare una prestazione eccellente e sperare anche nella giornata negativa degli avversari. Tutto questo non c'è stato, abbiamo fatto solo una buona prestazione che non è servita. Andrea Benedetto, Serie D24, Radio Bio Touring. Mister, però la sua squadra ha creato anche, come ha detto lei, tante occasioni, probabilmente un po' di rammarico anche per non essere riusciti a segnare in 2 o 3 circostanze dove la Regina è andata in difficoltà. Forse avrebbe potuto anche cambiare un po' il senso di questa partita, almeno riaprirla, perché poi sull'1-0 avete avuto una grande occasione, non l'avete sfruttata e sul ribaltamento di fronte poi la Regina è andata sul 2-0. Sì, è chiaro che gli episodi nel calcio fanno la differenza. Oggi forse non so se saremmo riusciti a cambiare la partita, però abbiamo fallito l'1-1 e abbiamo preso subito il 2-0, quindi credo che sì, l'episodio oggi ha favorito la Regina, però non solo quello, perché ci sono anche meriti di una squadra che a mio parere oggi è una squadra completamente diversa rispetto a quella di 4-5 partite fa, una squadra che ha raggiunto una maturità atletica e una prestanza fisica invidiosa, una squadra molto umile, e ne ho avuto modo di constatarlo dentro a campo per quello che ho sentito dai giocatori e dagli allenatori della Regina. Questa è una squadra che oggi si è calata nel campionato, è una squadra che a mio parere è la favorita per la vittoria finale. Colleghi, ci sono altre domande? Il mister Terranova? Va bene. Grazie mister. Grazie a voi, Grazie, buona buon domenica. rientro.